violenza e fuoco e fiamme, lottavo per salvare sa bellezza. Sentiva bruciare forti i suoi armi e la sua testa addiventava pazza. Così fece l'ennesima chiamata verso lo sole sopra della terra. Felici natura e lunga camminata, pronto a combattere la nuova guerra. Uomini di potere assai e visti, picchiano a cercare techni forti, piglio a contatto con i giornalisti, cristiani che possono canciare sorti, avevano a dire tutta la verità, contare libro come lo succede, difendere con forza la libertà, combattendo figli da me. I giornalisti avevano giurato sopra i libri di Costituzione che avessero per sempre rispettato di lavorare tutte prescrizioni, portare le notizie alla gente senza essere servi di nessuno, con giudiziosa e pulitamente, rispettare il diritto al lavoro. Ma l'onorevole Urco è maledetto, ha cominciato a cercare i giovani, così ogni giornalista di diritto si trasformava in servo e pianzoni. Così fece pregare al diventavo un pezzo grosso di cui assai famoso. La vita non si poteva rinchiamo, ma con cristiani nel e curioso. La gente forte in giro umiliata, da inchero di notizie e storie finti, la verità che fu mortificata, i giornalisti sono asciuti diritti, Lucidi, almeno di Crocentoro, lo monolaro e saputo dato, e il giornale uno a uno rappresentava tutto del cosciato. E quando con gambe non si gioca, davanti alla speranza del Signore, ogni cristiano diventò una foca, sbattendo con la testa in tali cuori. San Pedro ci aprì la porta rame, che spantò paradiso con l'inferno. Quando io vissuto la vita già negli anni, fu condannato e sempre all'inferno. San Pedro ci aprì la porta rame, che spantò paradiso con